Dottor Dri, lei ha parlato giustamente di provincia di Udine ed è proprio di un progetto portato avanti dalla provincia di Udine in collaborazione con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Vogliamo parlare quest'oggi. Riordino degli archivi presso i centri per l'impiego della provincia. Trattasi di un'attività che occupa 6 addetti, è un'attività che prevede un periodo, un lasso di tempo operativo di 8 mesi, ed è un'attività che è finalizzata, appunto, come le diceva lei, al riordino della parte archivistica, ma quando parlo di riordino intendo riordino, archiviazione informatica, quindi tutto un iter di fatto importante nell'ambito degli stessi uffici in cui queste attività vengono prestate, e che comunque di fatto la provincia non poteva attivare e che ha attivato attraverso questo servizio. Noi crediamo fortemente nella valorizzazione di questi servizi, poiché i lavoratori che sono stati impiegati a svolgere queste mansioni nel corso del periodo lavorativo innanzitutto acquisiscono una competenza, hanno fatto una formazione iniziale, nell'ambito delle attività acquisiranno appunto una competenza, e questo lavoro, che è un lavoro diciamo con la L maiuscola, quindi è un lavoro dove si garantiscono ovviamente ai dipendenti una possibilità oggettiva di imparare o migliorare uno skill professionale ed acquisire una serie di appeal interessanti per poi la prosecuzione della loro attività nell'ambito del lavoro stesso. Nel ringraziare il dottor Enrico Dri della GSA non ci resta altro che lasciare la parola all'assessore regionale con delega al lavoro Daniele Macoric, che ci racconta come si è espletato il lavoro. Parliamo di riordino degli archivi documentali presso i centri per l'impiego della provincia di Udine in compagnia dell'assessore provinciale Daniele Macoric. Assessore, un impegno importante, quello della provincia, per lavoratori in condizioni di particolare disagio. Sì, è vero, devo dire che questo bando è stato un bando utilizzato prevalentemente dai giovani, soprattutto coloro che avevano più di 8 mesi di disoccupazione, e la maggior parte di loro sono coloro che non hanno avuto nemmeno mai un'occupazione, quindi è stata una prima esperienza molte volte positiva per loro, perché sono stati integrati all'interno di un'attività lavorativa, quella della riorganizzazione dell'archivio all'interno dei centri per l'impiego. Dall'altra parte anche per l'ente provincia è un momento importante, perché è stato dato un supporto straordinario per l'archiviazione, quindi tutto ciò che magari da lunghi mesi non veniva riorganizzato. È un'esperienza positiva, credo che la Regione abbia fatto bene a bandire queste iniziative, proprio perché vengono incontro gli LPU legati sostanzialmente a coloro che sono disoccupati, e quindi coloro che anche da diverso tempo non trovavano occupazione. D'altra parte anche per noi enti è una cosa importante, perché c'è un supporto allo staff interno del personale, quindi anche questo è un elemento positivo. Questa per la Regione Friuli Venezia Giulia è stata una sperimentazione ben riuscita, e se in un primo momento gli enti locali, i comuni in particolare, avevano prestato un po' di scetticismo nei confronti di questa iniziativa, poi alla fine hanno capito di quanto è importante l'inserimento soprattutto di queste persone, e in questo caso dei giovani, dall'altra anche perché è un supporto operativo importante per quanto riguarda l'aspetto amministrativo.